Qui a Padova abbiamo anche da rivendicare l'organico, un organico tagliato dal 2012 al 2014 e poi adesso non è mai più stato ripristinato. Vogliamo portare soccorso in sicurezza sia per noi e portare la salvaguardia al cittadino. L'organico dei Vigili del Fuoco di Padova è in sofferenza. Il sit-in questa mattina davanti alla caserma cittadina. I tagli continui subiti dal corpo hanno messo in seria discussione lo standard di risposta dei Vigili del Fuoco e di sicurezza di un territorio come quello padovano e della sua provincia, hanno denunciato i pompieri. La situazione padovana su un organico teorico è carente di almeno 20-25 unità. Però un organico teorico che noi comunque l'abbiamo già contestato perché è un organico tagliato. Le vere risorse dei Vigili del Fuoco di Padova sono almeno una cinquantina di operatori. I Vigili del Fuoco hanno chiesto un incontro con i candidati sindaco di Padova questa mattina. Alla manifestazione si sono presentati Arturo Lorenzoni di Coalizione Civica, il grillino Simone Borile, l'indipendente Luigi Sposato e una delegazione della squadra di Sergio Giordani. Tutti quanti si sono intrattenuti per sentire le richieste fatte dai pompieri. Ai candidati sindaco abbiamo chiesto di una maggiore considerazione nella loro campagna elettorale, nel senso che noi come componente fondamentale di protezione civile chiediamo di avere più collaborazione con la protezione civile locale, di essere coinvolti nelle esercitazioni e avere la possibilità di un dialogo continuo in fatto di formazione, in fatto di automezzi e di soccorso in genere.